altrimenti devi chiederti qual è il tuo obiettivo al di là di portare i sintomi a zero. Questo è importantissimo e ho voluto e sto facendo una live in questo momento per ricordarti qual è veramente l'obiettivo. L'obiettivo sui sintomi non è un vero obiettivo. L'obiettivo deve essere verso le attività fisiche, le attività di vita che ci stiamo evitando a causa dei nostri sintomi. Perché voglio dirti questo? Stavo andando a vedere le ultime candidature che mi sono arrivate in questi ultimi giorni riguardo a Neurobalance di gruppo, la membership mensile che sta per nascere. Vi avevo chiesto dei feedback su che cosa ci dovrebbe essere dentro, quante sessioni live, cosa ci devono essere nelle sessioni live. Magari adesso vi dico qualche vostro suggerimento così che capiamo meglio cosa ci sarà poi all'interno. L'aprirò, queste candidature sono ancora aperte, insomma, fino a, penso, facciamo altri 2 o 3 settimane insomma, di capire insomma, quante cose, quante candidature arrivano e capire cosa ci deve essere all'interno, secondo voi. Ovviamente tutta questa membership è creata per voi. E leggendo queste candidature c'è una domanda che faccio, che è la seconda, riguardo al che cos'è che vuoi raggiungere, sull'obiettivo di questa membership, o della membership o della tua situazione. E vi leggo qualche risposta, perché può essere insomma la risposta che hai anche tu, del fatto ho una problematica fisica, sintomi persistenti e questo è il mio obiettivo. Gli obiettivi che mi sono stati scritti qua, alcuni di questi sono risolverlo, oppure salutarlo per sempre o quasi, oppure riuscire a interrompere i meccanismi ormai consolidati di tensione emotiva e dolore, ridurre i giorni in cui sto male ad uno al mese, oppure che scompaia, di vincerlo. Ci sono delle cose che sono comuni in queste risposte, ovvero dell'abbattimento del sintomo, giusto? Per quanto questo sia un obiettivo, diciamo, ok, e che tutti vogliamo, anch'io ovviamente da terapista, non va veramente nel fulcro e nella radice del problema. Sappiamo che la medicina convenzionale fino ad oggi ci ha abituato e fa una cura totalmente superficiale di queste problematiche e appunto cerca di appiattire o di ammutolire o di coprire i sintomi. Noi quindi dobbiamo essere più furbi o più intelligenti o più consapevoli che il problema non è il sintomo stesso, ma qualcos'altro, ovvero quello che questo sintomo ci sta limitando a fare. Quindi l'obiettivo è quello di riprendere un'attività che stai magari evitando o che stai facendo con meno frequenza per paura. E la parola paura è veramente il fulcro, perché tu hai paura dei sintomi, hai paura che i sintomi vanno su e se vanno su ti sta limitando a fare qualcosa. Quindi l'obiettivo che ti porta anche a grande motivazione di fare un percorso difficilissimo, difficile, di guarigione, è quello di avere sempre in mente di fronte a te il perché vuoi guarire, il perché vuoi abbattere il sintomo, il perché vuoi vincere i sintomi. Perché semplicemente dire faccio un qualcosa per portare giù i sintomi non basta, perché a questo punto era meglio prendere insomma, una pillola antinfiammatoria oppure un qualsiasi altro farmaco, ok? E questo non basta, non basta. E un'altra cosa che, insomma, mi fa capire da queste risposte è che veramente stiamo ancora pensando che i sintomi non siano qualcosa di, diciamo, che ci diano qualche informazione.
Le informazioni che ci danno i sintomi in questo momento è come se noi non le vogliamo sentire. Non sentendoli li amplifichiamo, non volendo sentirli li amplifichiamo. Quindi se mi dici io voglio vincere il dolore, io voglio vincere il sintomo, stiamo già entrando in un mindset totalmente differente da quello della guarigione. Ora ritorniamo quindi a quello che dovrebbe essere, perché se sei qui molto probabilmente c'è qualcosa che ti sta sfuggendo, che ti è sfuggito, che magari però stai prendendo consapevolezza e voglio aiutarti in questo percorso, perché non è assolutamente intuitivo, è controintuitivo questo percorso, perché se fosse intuitivo e facile non avresti tu bisogno di essere qua, uno, e non ci sarebbero milioni di persone che soffrono di dolori persistenti in Italia, che sono quasi 1 su 5. Ricordo, è 1 su 5. Quindi l'attività, chiediti cos'è che sto evitando se il dolore, oggi, se il dolore dovesse andare su. Quindi sto evitando magari mangiare una pizza con amici, andare fuori a cena con amici, parenti o familiari, eh, evitare quindi vacanze, evitare di andare fuori e giocare con i miei figli, oppure di evitare cibi a volte anche che secondo me potrebbero aumentare i miei sintomi, anche se chi mi segue da molto la nutrizione c'entra fino a un certo punto, non mi fa lavorare come voglio, quindi non ho a questo punto una retribuzione adeguata perché le mie performance sono basse, oppure addirittura non lavoro per niente a causa di questi sintomi. Quindi l'obiettivo ora è di ritornare a queste attività, una di queste attività. Ultimamente sto seguendo una persona che vuole ritornare a un'attività di giardinaggio con più frequenza e con meno sintomi ovviamente, ma ci fa capire che l'attività di giardinaggio è un buon obiettivo. Dobbiamo metterci un obiettivo fisico, perché se ci mettiamo semplicemente l'abbattimento del sintomo, stiamo facendo un gioco totalmente sbagliato, un gioco tra virgolette, perché non dobbiamo abbattere il sintomo. Questo non è il nostro obiettivo principale, quello arriverà dopo di conseguenza. È un po' come dire il mio obiettivo è diciamo guadagnare, non so, 10.000 euro al mese. Ok, ma per fare che cosa con quei 10.000 euro? Viaggiare, magari andare più fuori a cena, oppure aiutare un parente, aiutare un familiare, aiutare un amico, magari prendersi cura di sé di più, quindi prendere dei giorni di vacanza in più. Vedi che l'obiettivo, se qui lo spostiamo dal semplicemente 10.000 euro al mese al che cosa devo fare con quei 10.000 euro al mese, allora lì capiamo che la motivazione insomma è diversa. La stessa cosa è sul sintomo, cioè se io voglio raggiungere un risultato non mi basta dire voglio vincere il sintomo, cioè questo non vuol dire assolutamente nulla per il corpo, anzi il corpo ti sta dicendo guarda che ti sto dando questi sintomi per un motivo. Un classico motivo può essere che quando sono iniziati questi sintomi tu stavi probabilmente sopprimendo o reprimendo, che sono due cose diverse, emozioni che stavano creando poi un grandissimo stress all'interno. Quindi il sintomo era lì per un motivo, per fermarti da quella repressione che ti creava stress, ok? Quindi ti stava facendo capire qualcosa, ecco perché lì iniziamo ad accettare il sintomo e poi riprendiamo le nostre attività che ci piace fare, magari con gradualità, non dico che per forza adesso dobbiamo andare fuori a cena ogni giorno, possiamo farlo comunque se questo è il nostro obiettivo di andare fuori e essere di nuovo attivi e sociali insomma, nella nostra vita, riprendi quell'attività principalmente, perché qua stiamo parlando di un lavoro di identità, ecco, il lavoro di identità è questo, cioè noi dobbiamo entrare nell'identità della persona che è già guarita, perché solo così veramente poi risolviamo il sintomo, perché il sintomo in questo momento
è attivo per una paura interna, consapevole o inconsapevole, conscia o inconscia. Ed è normale che, diciamo, tu abbia, tra virgolette, paura di fare quell'attività perché il sintomo andrà su, ok? Ma il motivo è proprio questo, la paura. Non so se mi stai seguendo. Ho voluto fare questa live proprio per questo, per dire che queste risposte che sto attirando da voi sono risposte a metà su cos'è che voglio, quale risultato voglio ottenere. E se vuoi risolvere, se vuoi avere semplicemente il risultato di vincere o che il sintomo sparisca, non è il percorso giusto. Non è il percorso giusto. Sicuramente questo è un obiettivo a lungo termine, dopo, ma che tu non hai assolutamente controllo sul sintomo. Tu hai controllo sulle cose che fai, sulle cose che pensi, sulle cose che senti. Non hai controllo sul sintomo. Il sintomo fa quello che il sistema nervoso predice o che insomma gli dici tu di fare, ma alla lunga. Ok? Quindi, ok, ora la seconda domanda che c'è in questo form, che vi invito a guardare nel link in descrizione perché lo metterò a disposizione di tutti, se volete entrare in un percorso di gruppo, questa seconda diciamo, domanda che scrivo è diversa adesso. Quindi la domanda è: quale attività riprenderesti a fare se dovessi risolvere i tuoi sintomi? O in altre parole, che cosa stai limitando o evitando a causa dei tuoi sintomi? Ok? E ricordiamoci questa parte. E quello è il tuo obiettivo: ritornare a fare il giardinaggio con un'intensità, con spensieratezza. Ok? Ovviamente poter ritornare a fare giardinaggio senza sintomi. Va bene questo, ma se mi dici voglio abbattere semplicemente i sintomi così, non va bene, non va bene. Un'altra risposta che vi voglio dire riguardo ai contenuti che ci sarebbero nella membership. La maggior parte di voi in questo momento mi ha detto che almeno il 57% vuole delle meditazioni guidate e tecniche pratiche. Chiaro, questo è chiaro. Ci saranno, sono sicuro, sicuramente saranno il centro. Poi quanto sarebbe utile per te avere delle call di gruppo in diretta? Avete messo, diciamo, fino adesso 42%, il 50% dice una al mese. E una al mese penso che sia abbastanza, diciamo, fattibile. Quando diventano più di una al mese, due al mese diventano, più di due al mese diventano abbastanza non sostenibili, magari per me. Quanto saresti disposto a investire per una membership mensile? In questo momento avete messo sotto i 100 euro in questo momento. Quale formato preferisci consumare? In quale formato preferisci consumare i contenuti? La maggior parte di voi, il 57%, ha messo un mix tra video brevi, meditazioni e letture. Perfetto, ok. Cosa non dovrebbe mancare assolutamente in questa membership? Avete scritto un confronto continuo, teoria con applicazione pratica, consigli e risultati, la consapevolezza di intraprendere un percorso di gruppo per interagire tra tutti noi. Questo mi piace molto come risposta perché si impara tantissimo dalle persone che sono nel gruppo. Lo so che molti di voi magari pensano, ma io non ho voglia di dire le mie cose private all'interno di un gruppo. La stessa cosa la pensano gli altri, no? Però solo così capiamo che uno, non siamo da soli su quello che stiamo provando, e due, magari con la risposta e con l'esempio di quella persona di fronte a noi riusciamo anche a lavorare su noi stessi. Cioè io ho imparato tantissimo, non dai miei colleghi, ma dai miei clienti, dai miei pazienti, tantissimo, perché solo così capivo quello che realmente stava funzionando. Cioè se noi parliamo semplicemente con i nostri terapisti o con i terapisti che sono
con le nostre stesse capacità, sì, loro ti possono dire, ok, a me è funzionato questo, a me è funzionato l'altro, però c'è un filtro in mezzo. Invece se la persona dice, guarda che a me le meditazioni che sto usando mi stanno aiutando moltissimo perché ho imparato a lasciare andare, ho imparato ad accettare i sintomi, ho imparato a capire che i sintomi non erano malvagi, che sono benigni. Ah, ok, ma perché hai imparato questo? Cos'è che ti ha fatto capire questo? Cioè, queste conversazioni tra me e un cliente o un paziente che sta nel gruppo sono visibili e le senti anche tu in quel gruppo. Quindi, mentre che lui mi fa la domanda o lei mi fa la domanda, tu anche stai lavorando, no? Non si parlerà di sintomi, non si parlerà per forza di robe private, ma più andiamo magari più in qualcosa che è utile più a tutti, no? Ovviamente non prenderò il discorso del problema con mia cognata o mia mamma, cioè non andrò nello specifico se quella persona non vuole, ma già il fatto di capire che ci sono delle problematiche a livello di relazioni e collegarle a un sintomo fisico, questo è tanta roba, cioè è tantissimo. E solo così, con questa consapevolezza tua, anche le altre persone prendono più consapevolezza. E per la prima volta sei in un gruppo, o meglio quello che è il mio sogno, di avere un gruppo ristretto con persone che non parlano solo di problemi, ma parlano di soluzioni. Questa cosa mi ha aiutato. Ma al di là della pratica, no? Scusatele, devo bere un po'. Al di là della pratica di dire ok, a me ha aiutato la vitamina D piuttosto che il bagno con i sali di Epsom, sì, ci sta questa particolarità, no? Queste cose minuziose sul cos'è che ti ha aiutato, però quello che voglio far capire è che magari c'è il fatto proprio più potente di dire mi ha aiutato il fatto di lasciare andare certe cose. Mentre che ci sono, perché preparerò dei video di aggiornamento anche del programma Neurobalance, non quello di gruppo, ma quello, diciamo, il corso privato, perché per chi non lo sa, questa cosa che vi sto dicendo del Neurobalance di gruppo è qualcosa di nuovo che ancora non è presente, che sto cercando di fare nascere e non so neanche se nascerà, prima di tutto, penso di sì, dalle vostre risposte, però questo è qualcosa che potrebbe nascere. Qualcosa invece che è già nato oramai anni è il corso Neurobalance privato, dove all'interno c'è insomma il programma che uso io con i miei clienti, i pazienti, settimanale di quello che c'è da sapere, quello che c'è da fare, magari ci sono delle meditazioni, magari ci sono delle letture, e riprendo un po' insomma tutto quello che farei con una persona fisicamente uno a uno. All'interno c'è una settimana che è una settimana, la 5 se non sbaglio, dove parlo di igiene del sonno. Una mia cliente mi ha detto, guarda, questa parte qui magari io la modificherei, secondo me, per me, su più il capire come lasciare andare le emozioni, come lasciare andare i sintomi. E allora stavo pensando di andare ad aggiornare questa parte. Questa parte del lasciare andare ha avuto moltissimo successo su uno dei miei video di meditazione, perché è veramente il fulcro di tutto, il lasciare andare. E prima di lasciare andare ho un sintomo, o anche un pensiero, o anche un sentimento, bisogna accettarlo. Quindi qual è il meccanismo del lasciare andare? Ho preso qua qualche appunto e queste cose che vi dico sono di ispirate da un libro che si chiama Letting Go, The Pathway of Surrender, quindi il lasciare andare, il percorso di arresa, di David Hawkins, magari ve lo metto poi sotto in descrizione. Un libro incredibile perché ti fa capire con veramente molta praticità il meccanismo del lasciare andare. E ve lo voglio fare
vedere o dire, cioè ve lo dico in pochi minuti. Allora, il primo passo è questo, ci sono dei vari passi da fare, no? 3-4 passi, perché nella meditazione io vi porto in questi passi, però è giusto che voi ve li mettete in testa e te lo metti in testa e dire questi sono sempre i passi che devo fare se voglio lasciare andare qualcosa. Ora, premessa, quando parlo di lasciare andare, magari può essere qualcosa di anche molto molto forte, ok? Se c'è un lutto, se c'è un qualcosa che ci porta veramente tanta preoccupazione, il lasciare andare è a passi, cioè è un percorso a pezzettini, non è qualcosa, adesso lascio andare ed è finita così. A volte c'è bisogno di mesi, se non anni, per lasciare andare un qualcosa, però è una decisione che si fa in quel momento. Lascio andare quello che posso lasciare andare in questo momento, ok? E svuoto. Questo svuotare, ok? Questo lasciare andare. Cosa vuol dire lasciare andare? Lasciare andare è un'emozione, un sentimento che ci porta ovviamente dolore, sofferenza, lo lascio andare. C'è un'accettazione di questo sentimento e questa accettazione non ha poi un giudizio, non c'è un'identità, non c'è resistenza a quello che sto sentendo, primo, quindi non lo sto appiattendo, non sto cercando di coprirlo. Esempio, facciamo un esempio. Dolore, dolore al collo, ok? L'ho vissuto io sulla mia pelle, quindi ve lo posso dire con chiarezza. Dolore al collo, sento questa morsa al collo, sulla parte sinistra. E questa morsa al collo è dolore. Questo dolore però mi porta anche molta frustrazione. Vedi che c'è sintomo legato a un sentimento, ok? Dolore e frustrazione. Ora, io devo accettare questa cosa qua, devo accettarla, al di là di dove arriva il problema, ok? Perché molte persone dicono, ma cosa ho fatto? Magari è questo movimento, magari è il colpo di freddo, perché in Italia si parla sempre che dopo, quando c'è un cambio di stagione, arrivano tutti i dolori. Questo, il problema non è quindi il colpo di freddo, ma è noi che stiamo sentendo questa cosa e gli stiamo dando un valore, un'identità, ok? Perché una volta che ho accettato, sento quella roba lì, la sento e la lascio stare per com'è mi focalizzo su questa parte, ma mi focalizzo non con un'attenzione adesso lo reprimo, adesso è una cosa che mi sta dando fastidio, per carità, non la voglio sentire, devo trovare un modo per strecciare il collo, faccio tutti questi movimenti per farlo andare via. No, non serve, perché questo problema è benigno. È l'unico modo che quella roba, quella tensione va via è accettarla. Quindi mi focalizzo, magari chiudo gli occhi e a questo punto respiro, mi tranquillizzo, perché devo essere in una situazione di tranquillità per accettare. Non posso semplicemente, adesso facciamolo subito, accettiamo. No, mi focalizzo su di me, all'inizio ci vuole della pratica, chiudo gli occhi, aspetto, insomma, e attendo con una focalizzazione, diciamo, neanche del 100%, del 50%, un po' distaccata se riesco. Quindi il respiro è rilassato, lento, non c'è giudizio, questa roba qua che sento non ha un perché soprattutto non sono io e fa parte di me, ma io la posso osservare. La posso osservare, non c'è resistenza in tutto ciò, ok? Non c'è pensiero, questo è molto importante, non devo pensare a qualcosa, devo sentire se c'è del dolore, c'è della frustrazione, la sento, la sento. E questa cosa, sentendola con questo respiro un po' più rilassato, ok? Cerco di lasciare andare ogni tensione che posso, lasciare andare, non vuol dire strecciare. A questo punto il sentimento di questa roba qua che sento cambia, diventa un po' meno intensa e si espande come una nuvola. Si espande come una nuvola fino a che questa nuvola diventa tutta dissipata, ok? E magari questa cosa che sento non la sento più come prima, o non la sento proprio. Quindi
questo è un esercizio di lasciare andare. Lascio andare il sintomo. Vuole andare su? Lascialo andare su. Rimane stazionario? Molto probabilmente in questo momento se rimane stazionario è perché non sto lasciando andare. Il lasciare andare può essere a livello non solo somatico, ma anche di emozione proprio. Questo senso di frustrazione, ok, sento la frustrazione, dov'è la frustrazione? Qui sul collo, sul petto, e mi focalizzo su questa frustrazione e la lascio fiorire. Non devo fare nulla se non essere presente. Questa energia si dissipa, questa energia si distende e diciamo torna nell'etere perché è energia, ok? Parliamo di un percorso, se vogliamo, energetico, che però ha basi scientifiche, di neuroscienza, ha basi di psicologia, cioè ha basi di scienza, ok? Non stiamo parlando semplicemente di credere a qualcosa che non esiste, cioè è così, è così. E questo è un po' un meccanismo della meditazione, no? Poi al di là, insomma, della pratica, quello che sentite nei miei video, nelle meditazioni, che magari metto delle cose in più all'interno, quindi non è semplicemente stare in silenzio e aspettare, ma nel mentre che sto in silenzio e mi focalizzo sul respiro, magari ci posso mettere delle altre cose all'interno, delle luci, magari c'è questa nuvola che la visualizzo, che fa parte di questo collo che si espande, magari ci posso mettere dei colori e ci posso mettere dei suoni, perché nelle meditazioni c'è il suono. Perché c'è il suono e non c'è la musica? Per darti un mindset, insomma, rilassato, un mindset tranquillo. Ok? Ora qui, quando dico che questo è un esercizio, se vogliamo, di rilassamento, bisogna stare attenti a dire che dobbiamo rilassarci per curare un problema. Cioè, di per sé il rilassamento non è la cura, perché altrimenti tutti sarebbero, insomma, senza dolore, senza sintomi, semplicemente con la meditazione, ma la cura è quella proprio dell'accettare questa cosa, non controllarla, farla dissipare e attendere questa cosa piano piano, insomma, nei giorni la sentirai sempre meno. E ogni volta che sentirai i sintomi o i sentimenti, perché parliamo anche di sentimenti, giusto? C'è ansia, ci potrebbe essere dell'ansia, c'è della preoccupazione, c'è della rabbia, c'è della frustrazione, ok? Quelle sono tutte cose che possiamo lasciare andare attraverso questo processo. Ciò non vuol dire pensare solo positivo, vuol dire lasciare andare ciò che mi sta portando pressione addosso, che poi crea sintomi, prima di tutto, questo è il punto centrale, e poi dopo, una volta che ho lasciato andare, nella fine diciamo, della meditazione, magari riesco a essere più positivo, riesco a essere più tranquillo, riesco a avere una visione un po' più, diciamo, florea e di luce della mia giornata, ok? Questa cosa è quella importante, insomma, che volevo dirvi. Vediamo se c'è qualcuno che ha scritto. No, se mi avete fatto delle domande, niente, vabbè. Io intanto parlo, siamo a 28 minuti. Ora, questo libro ve lo consiglio, però è solo in inglese. The Letting Go, The Pathway of Surrender, David Hawkins. Assurdo, veramente molto molto bello, mi ha insegnato tantissimo e sto rileggendo per la seconda volta. È un libro che è uscito nel 2014 di 360 pagine circa. Ora, tutte queste cose, però saperle cognitivamente funziona fino a un certo punto, perché non basta la consapevolezza, basta anche, cioè, bisogna anche praticare. E questa pratica bisogna farla attraverso, ognuno la trova, può essere la meditazione all'inizio, può essere semplicemente magari la respirazione, ci vuole un punto di entrata per entrare in uno spazio dentro di te dove puoi sentire, puoi accettare. Non puoi semplicemente, oh, chiudi gli occhi e accetto tutto, no,
sarebbe troppo semplice. Chiudo gli occhi, mi porto nella respirazione. La mia respirazione è quella, ricordo, dove l'espirazione è un po' più lunga, ok? Giusto per dare all'inizio un input al cervello, al sistema nervoso, che sono in una condizione di calma, quindi se sono 4 secondi di ispirazione, per dire, faccio 6 secondi di espirazione lenta. Ricordiamoci questa parte della meditazione, della respirazione. Poi, dopo che hai fatto 3-4 respirazioni, non c'è bisogno di ricordarti, ah, adesso devo fare 4 secondi di respirazione e poi espirazione 6 secondi. No, perché questo, il corpo poi è entrato in quel mindset, in quello stato di, diciamo, rilassamento, e allora lì posso poi lavorarci su. Questo diventerà talmente automatico che non ci dovrai più pensare. Quindi questa parte di accettazione è giornalmente, ma 24 su 24, cioè non è che è qualcosa che devi fare semplicemente quando sei seduto sul tappetino o sulla sedia e stai facendo questa pratica qui. La puoi fare durante tutta la giornata. Ok. Niente, questo è quello che volevo dirvi. Se avete delle domande scrivetemele, nei commenti vi risponderò a uno, e vi metto anche il link, per chi ancora non l'ha fatto, di andare nel Google Form. C'è un form dove potete dare i vostri input su quello che ci deve essere nella membership di gruppo. Ricordo che è veramente un'opportunità unica, che una volta che si parte, insomma, rimarrà per molto tempo, a meno se ci sono partecipanti ovviamente, ed è una cosa che in un piccolo, se prendete questa occasione adesso, il gruppo è ristretto, fino a che vediamo di mettere un limite, perché non è che possiamo mettere 100 persone in un gruppo, cioè fin quando si arriva a 15, 20, 25, magari anche meno di 20, è più gestibile, perché solitamente non è che se un gruppo è fatto di 20 persone, le sessioni ci sono poi tutte le persone, no, all'interno, quindi vediamo cosa succede, vi tengo poi aggiornati una volta che parte, perché prenderò queste considerazioni, le vostre considerazioni a fine mese, e magari ai primi di novembre questa cosa partirà. Chi inizierà prima ovviamente ha un vantaggio, non solo il fatto che il gruppo è ristretto, ma dà un vantaggio anche dal punto di vista, diciamo, economico, e darvi una sorta di ricompensa anche vostra, uno per essere stati i primi, e due anche potete provare il percorso e darmi dei feedback anche voi. Va bene, questo è tutto ragazzi, fate un buon venerdì, un buon weekend. Io sarò in un bike trip prossima settimana, però i video usciranno lo stesso. Come sentite la mia voce non è delle migliori, spero che insomma la prossima settimana sarò in forma per questo bike trip di una settimana qui in Sardegna. Staccherò quasi totalmente, i video saranno comunque visibili a tutti su YouTube, ne uscirà uno o due. Ieri è uscito quello di Francesco Mariotti, che io mi sono divertito a intervistarlo, che soffriva di fibromialgia, quindi se non l'avete visto e soffrite di dolori persistenti, veramente vi invito a vedere questo. So che non ha dato particolari pratiche da fare, se non quelle magari della meditazione, piuttosto quella della gratitudine, ma non siamo andati lì ok, fai questo, fai l'altro, fai questo per guarire la fibromialgia, ma più far capire che i concetti e le fondamenta non sono veramente solo le pratiche, ma anche il mindset, anche le credenze, perché alla fine devi veramente capire che la tua identità deve shiftare,
Non puoi avere la stessa identità che hai oggi con i tuoi dolori e pensare che tu non debba cambiare, cioè ci deve essere un cambiamento interiore, per forza. E il cambiamento veramente inizia da rifare tutte quelle attività o riprendere o iniziare le attività che oggi non fai, attività fisiche. Quindi riprendi l'attività fisica e lasci andare tutti questi pensieri di paura, tutte queste cose insomma che hai veramente assorbito in questi mesi o anni attraverso una pratica, per esempio, della meditazione. Ragazzi, a presto e ci vediamo nella prossima live, magari dopo questo